Assessore, da Roma una notizia decisamente negativa, un taglio drastico per quanto riguarda le cattedre. È un taglio che non ci permetterà di dare le risposte agli indirizzi musicali, a quella parte di cattedre di montagna che invece erano necessarie perché è evidente che lì i bambini sono pochi in poche scuole, magari molto distribuite sul territorio, che impongono di non poter dare progetti veri di potenziamento, non il potenziamento della buona scuola. Insomma, il Ministero a livello romano ci dice avete 2000 studenti in meno, soprattutto nella scuola primaria, e pertanto vi diamo molto meno organico. Il problema del MIUR, cioè del Ministero, è che non ha mai calcolato che i tagli che ci ha fatto sono datati da ormai 4-5 anni. Facendo un esempio localizzato, si parlava proprio della media di Rosà. La scuola media di Rosà aveva fatto una richiesta del tutto legittima di avere un indirizzo musicale, hanno la banda, hanno una tradizione e anche su questo viene calata la scure dei tagli del Ministero. A livello generale cosa comporterà per il nostro territorio? Ma intanto è un ulteriore segno che più si accentra, più si porta a livello centrale, meno si comprendono le distanze, i sacrifici, le realtà del territorio, perché ripeto, il Veneto è già stato tagliato troppi anni. Noi avevamo scritto con il presidente Zaia in testa una lettera molto chiara al ministro che non si è mai degnato di rispondere. Questa volta diciamo che la misura è proprio colma e il problema è vero, reale, quindi riprenderemo il livello e magari stavolta scriveremo a Renzi, dice di essere sempre molto attento alla scuola, vediamo se è così.